La magia di Sardigna Eras, chi la conosce, sta anche nel fatto che si passa da momenti belli e da momenti particolari, come quello di un coro che conoscete, che è un'espressione di coralità, di umanità, di empatia, di fusione di voci e di cuori che creano appunto un coro. E si passa da questi momenti ad altri che invece fanno parte di una cultura apparentemente a noi lontana, apparentemente distaccata da questi momenti, ma che inserita in questo contesto diventa un tutt'uno con quello che Sardigna Eras propone. Ed allora ecco che proporvi ed avere ospiti due straordinari interpreti, due straordinari musicisti, due professori che hanno studiato, che sono stati che hanno fatto della loro vita un impegno nella musica e con la musica. Ecco, averli su questo palco è un piacere immenso. Avere ospiti il duo Mistral, che chiamo ora sul palco, e sono Antonio Puglia e Mariano Meloni. Eccoli qua, signori. Antonio Puglia, buonasera, ben trovato. Naturalmente, e Mariano, ben trovato. Noi eravamo in sospeso con voi perché mi sa che 2 o 3 anni fa dovevate essere qua, poi non so cosa. Il problema è che l'anno scorso lui era, si può dire, sì, aveva un segno più quindi positivo. Ma sempre positivo lui, ci mancherebbe. C'è una curiosità nei clarinetti e patriccola, così, giusto? Non me ne frega assolutamente nulla, perché qua questo si chiama un porto franco, zona franca. Qua si può dire di tutto tranne che parlare male dei Fraticelli di Sant'Antonio, perché loro dietro quelle finestre ci osservano. No, vabbè, al di là di questo, 2 emeriti stupendi professori di alta musica, che loro stessi adesso spiegheranno al pubblico di Sardigna Eras cos'è esattamente il duo Mistral. Il duo Mistral è una formazione che, diciamo con tanto di vergogna, che è nata 40 anni fa. 40 anni fa, perché ci fa vedere non giovani, ecco, questo è diversamente giovani. E niente, siamo qua da appunto 40 anni e continuiamo a sopportarci a vicenda. Questa è la nostra situazione. Niente, cosa voglio dire del duo Mistral? Perché il duo Mistral era trio Mistral, era trio Mistral, che purtroppo l'altro è venuto a mancare l'anno scorso, niente, adesso è diventato duo. Niente, questa è la cosa, ci accompagna una comunione ovviamente anche di docenza, perché siamo docenti, lui è il direttore del Conservatorio di Sassari, io sono insegnato per 40 anni, 44 anni al Conservatorio di Sassari, clarinetto, perciò ci accompagna anche questa avventura qua. Comunque non abbiamo mai smesso di suonare e oggi siamo qui al festival che è Sardigna Eras. Niente. Non l'avevo letto. Niente, adesso siamo qua e cerchiamo di fare un qualcosa che non è nei nostri, diciamo, nella nostra natura, perché noi siamo di natura classica, abbiamo sempre fatto concerti classici, però ci siamo avventurati, vista la situazione, e anche sconfiniamo in un altro genere di musica, perché non ci sono per noi appartenenze musicali. La musica è bella dappertutto, perciò confiniamo dalla musica classica, jazz, insomma quello che possiamo fare si fa. E infatti il nostro concerto si chiama Musica senza confini. Musica senza confini, cioè
sembrava preparato ma assolutamente non lo era, quindi è un piacere, perché al di là della bravura e al di là della professionalità come docenti di alta musica, c'è anche questa innata simpatia che aleggia su di voi. Il duo Mistral, è un piacere averli a Sardigna Eras, l'evento del 2023. Grazie.
Teo.